nuovo viaggio, una nuova impresa verso un evento che è assolutamente unico e storico nella vita dei sardi, nella storia della Sardegna. Il fatto che si possa finalmente esprimere il proprio pensiero, la propria opinione rispetto a una scelta esistenziale, una scelta di governo, che è quella appunto che riguarda l'indipendenza della Sardegna. Sapete bene che dopo anni, centinaia di anni, millenni di storia sarda, sempre improntata alla dominazione, finalmente con questa iniziativa si dà l'opportunità di conoscere qual è la volontà vera dei sardi, che sono i diritti interessati, che sono i titolari del diritto ad esprimere quello che è la loro volontà. Come sapete, il quesito che il movimento di Manuentu Bari propone alla popolazione sarda, e che appunto per questo adesso sarà oggetto di raccolta delle firme per poter proporre il referendum, il quesito è proprio in questi termini, perché se d'accordo in base al diritto internazionale delle Nazioni Unite al raggiungimento della libertà del popolo sardo con l'indipendenza, quando mai prima d'ora ciascuno di noi, ciascun sardo, è stato posto nella condizione di poter esprimere il proprio parere, la propria volontà rispetto a quello che è il governo della regione, della nazione che si accinge a diventare nazione sarda. Questa è la prima volta ed è per questo che io personalmente, ma credo anche ognuno di voi, sente in maniera particolare l'importanza di questo momento. Un momento che noi non ci stiamo prendendo in maniera arbitraria, ma che ci viene invece riconosciuto da un principio internazionale, appunto, da un principio giuridico che è quello di autodeterminazione dei popoli. In che cosa consiste? È un principio che è nato prima in termini politici, prima che venisse affermato giuridicamente, e che è quello appunto che riconosce il diritto di un popolo a decidere autonomamente, a scegliere autonomamente il proprio governo e il proprio regime politico, la forma politica del proprio regime. È una norma quindi che è stata comunque codificata a livello internazionale, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché appunto all'esito di un conflitto così grave nella storia dell'umanità si è voluto in qualche modo riunire gli Stati e cercare di creare le condizioni per una pace duratura. Le condizioni minime perché potesse essere garantita questa pace duratura erano appunto quelle che gli Stati si riconoscessero reciprocamente e riconoscessero anche la necessità di sviluppare tra le nazioni delle relazioni amichevoli fondate sul rispetto, sul principio dell'uguaglianza dei diritti e soprattutto sulla possibilità, sul diritto dell'autodeterminazione dei popoli, perché fosse riconosciuto a ciascuna popolazione il diritto ad autodeterminarsi, a scegliere autonomamente questa forma di governo. Questa prima forma di espressione, di affermazione del principio di autodeterminazione è stata posta nella Carta delle Nazioni Unite subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, ed è appunto la Carta delle Nazioni Unite di San Francisco del 1945. Cosa ha fatto l'Italia? L'Italia era comunque uno Stato che ha partecipato alla stipula di questa Carta e successivamente, trascorsi 12 anni, nel 1957 ha ratificato i principi contenuti in questa Carta dei diritti. Il che significa che l'Italia, proprio con la legge di ratifica del 1957, ha fatto propri tutti i diritti contenuti e tutti i principi contenuti nella Carta come legge propria e pertanto si è vincolata e si è obbligata al rispetto e al raggiungimento degli scopi che sono propri appunto della Carta. Successivamente c'è stata un'ulteriore elaborazione in termini di diritto internazionale. Si è approfondito e si è affermato ancora con maggior rigore questo diritto dei popoli.
per cui è stato affermato che tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione, devono decidere in virtù di questo diritto liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico e sociale. In una parte iniziale di questa ulteriore evoluzione normativa, che è appunto quella del 1966, sempre nell'ambito delle Nazioni Unite, è però fissata questa volta in maniera assolutamente forte quello che è un obbligo degli Stati che fanno parte degli Stati Uniti, delle organizzazioni degli Stati, e che è appunto quella che gli Stati che sono parte del patto, che ha sottoscritto questi accordi, devono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. Cosa significa? Che tutti quelli che hanno partecipato e che hanno stipulato e hanno sottoscritto questo accordo si obbligano a non contrastare l'esercizio di questo diritto da parte dei popoli, quindi a favorirlo, e sicuramente si danno obbligo appunto di mettere in atto tutte le condizioni affinché questa autodeterminazione possa realizzarsi. Queste sono le norme che vengono utilizzate in questo caso per la proposizione del referendum, perché si tratta appunto delle norme che possono essere richiamate, dal momento che anche questa che ho appena espresso è stata ratificata dall'Italia con una legge del 1977 e che quindi fa obbligo a tutti come legge appunto dello Stato di rispettarla e di metterla in atto e di renderla esecutiva, dall'esecuzione, rende possibile appunto avviare il processo di autodeterminazione del popolo Stato con metodi assolutamente legali. Perché insisto sulla legalità di questi metodi? Perché è ovvio che non vi devo stare a insegnare, a dirvi che le istanze indipendentiste portano naturalmente a voler separare la Sardegna dall'Italia, e come qualunque altra istanza indipendentista lo Stato reagisce in questa situazione sentendosi sicuramente destabilizzato e quindi ponendo in essere delle reazioni. Ora, io credo che si possa anche ricordare che cosa è successo 30 anni fa, perché questo non è un movimento nuovo, non è una spinta che nasce oggi, ma è sicuramente un percorso che ha radici lontane. Ora, 30 anni fa c'era stata appunto una forte istanza indipendentista che si stava realizzando e che però è stata considerata una cospirazione dall'Italia, è stata repressa dall'Italia con l'arresto, la condanna di coloro i quali erano stati appunto accusati di porre in essere un complotto separatista, in particolare Meloni qui presente e gli altri indipendentisti che avevano partecipato a questa attività, e addirittura con la perdita per quanto riguarda Meloni del diritto di voto per aver avuto l'interdizione perpetua. Cosa significa? Che lo Stato reagisce quindi come può, come crede a queste richieste, a queste spinte del popolo che vuole appunto rendersi indipendente. Per oggi invece possiamo comunque utilizzare e utilizziamo la forma massima di consultazione democratica, che è quella appunto del referendum, dell'istituto referendario, e la utilizziamo facendo proprie appunto, facendo nostre quelle che sono le norme di diritto internazionale che riconoscono senza alcuna eccezione la possibilità e il diritto appunto al popolo di rendersi indipendente. Credo che questo sia l'informazione minima, la spiegazione minima di quello che stiamo andando a fare. Una raccolta di firme che deve portare a presentare la richiesta di referendum nei termini che abbiamo detto. Credo, e ne sono convinta personalmente, come donna sarda, come madre, come professionista, che questo sia il momento. Questo sia il momento. Esatto. E allora credo che ci si possa augurare buon lavoro a tutti quanti, e per le motivazioni più prettamente politiche lascio la parola al dottore Meloni.